mette molto più in palio di 3 punti. Un derby non è solo campanilismo, è gnocco fritto contro piadina, Cappelletti contro tortellini, Ferrari contro Lamborghini e tanto altro, ma più semplicemente Emilia contro Romagna. Che riparte poi da dietro, Ruggero, Visotto, numero di Visotto che va via Pritoni, calcia con il sinistro e trova il volo classico di Montalti a Dentini. Imbucata per Pieri, usa il fisico, attenzione qui, ora Pritoni, solo Pritoni, Piccioni! Capito tutto Edigno, letta la situazione con anticipo, poi Ruggero, l'imbucata dentro per Valtin che a tu per tu con Montalti non inquadra lo specchio della porta. Valtin di prima intenzione a cercare il cugino Fation che arriva il pallone per lui, poi prova con il destro, Montalti centralmente, 1 contro 1 con Zandoli, Edigno si è rifinte, calcia col sinistro e ancora Montalti centralmente a respingere. Poi l'imbucata per Visotto, destro, Pritoni, dentro, il pallone che arriva con una deviazione a battere Martino Piccioni. Cesena in vantaggio a Reggio Emilia, deviazione su calcio d'angolo calciato da Dentini. Pasolini, Pritoni, calcia, deviazione, trova Gardelli che poi non controlla il pallone ma se la ritrova lì e segna il suo 16° gol in stagione. Cambia nuovamente il parziale all'Arena Sport, Olimpia Regium 0, Futsal Cesena 2. Il numero 15 si allontana Edigno, Ruggero prova con il destro, Montalti c'è 2 volte, poi Fation e trova sulla linea Pieri. Ruggero di volée, ancora Montalti, poi Ruggero cerca e trova Mazzariol, imbucata dentro Edigno, ancora Montalti. Intanto comincia il secondo tempo, riparte l'OR 3 contro 3, qui Dentini anticipa, Valtin, Dentini, l'imbucata, Gardelli 1-2, spreca il gol del 3-0 Dentini, con rientra Hamza Issi, Visotto, l'imbucata, Mazzariol lascia scorrere Issi, Montalti ancora una volta, Visotto se la porta sul mancino, calcia e attento Montalti sul primo, Fabrizio, Issi, ancora Fabrizio, l'imbucata per Edigno, centralmente Edigno, Mazzariol, Montalti, strepitoso, poi Visotto, calcia fuori, Mazzariol, punta Dentini, Mazzariol, 1 contro 1, la fitta, poi Fation, la calcia centrale, neanche troppo forte, Edigno, l'imbucata per Fation, la tiene lì Fation, l'appoggio per Ruggero, calcia ancora una volta Montalti, Ruggero, la volée, Dentini, lo ferma in qualche maniera, poi è solo Dentini, Dentini, la finta, Dentini tocca sotto, la chiusura di Valtin, decisiva, da gol soprattutto l'Olimpia Regium ha trovato finora un super Montalti, tanto qui Valtin nega il gol. Fa andare via Fation, ritorna indietro poi dal cugino Valtin che sbaglia e Gardelli è tutto solo davanti a Piccioni che tiene a galla l'OR, poi non c'è fallo, quindi Gardelli su Valtin, Mazzariol, Edigno riesce nel controllo, Edigno dentro, Fation, ruletta, ancora Montalti, va via Visotto centralmente, calcia, allontana Pritoni, Mazzariol va da solo, Mazzariol calcia ancora una volta, Montalti, poi la rovesciata non va a segno da parte di Ruggero e ora Pritoni è solo, Pritoni calcia fuori, Mazzariol, l'imbucata dentro, Ruggero, occasione gigantesca sui piedi del numero 15. Ricordiamo che il Cesena è anche a 5 falli, anche un fallo sarebbe importante, ci prova Edigno, Fation e questa volta non sbaglia, Fation all'ITA a 49 secondi dal termine, riapre il derby,
finta, Valtin, 8 secondi, Edigno, dentro Ruggero, Montalti sul palo, triplice fischio, il Cesena vince a Reggio Emilia 2-1 grazie all'autorete di Fabrizio Vissoto, alla singola di Gardelli. Non è servito a nulla nella finale il gol di Fatio Nalitia.